Iya, cammino. Non so come si chiama sta cosa giù. Si chiama come si chiama? Ora con che sono qui trivellazione da un capo, che prima si trivellavano e si innaffiavano i prati. Quando moriva a me, che però avevano un prato bello verde. La Sì. Sì. Ah. Oh! Sì.
Però un ponte c'è di raccolta, c'è un ponte che vanno per si arriva a Cavallo. Sì, c'è proprio da parte per dire. Camminate! No, da sto lato. Ok, poi vediamo la cosa, tutto visto e chiama a bere. C'è adesso che professore. Allora, pronto? Via. E allora, siamo qui nel quartiere Madrice. Dopo essere tornati dalla diga di Castronovo, abbiamo visto che l'acqua c'è, è in abbondanza sia nella diga di Castronovo che anche nel lago Leone e abbiamo potuto notare come l'acqua ci sia in abbondanza e che quindi non manca l'acqua come si dice, come hanno detto. L'abbiamo potuto appurare attraverso le nostre immagini, l'abbiamo visto con i nostri occhi, quindi se ci hanno preso in giro fino ad ora dicendoci che l'acqua lì nella diga di Castronovo non c'era, non solo abbiamo visto che c'era lì, ma abbiamo anche potuto notare che ce n'era anche in abbondanza e arrivava dalla parte superiore nella diga di Castronovo. Abbiamo anche visto il lago Leone che l'acqua lì è in abbondanza, però i lavori per la galleria che debba ricongiungere il lago Leone con il Fano, con la diga di Castronovo, a quanto pare si completeranno fra un paio d'anni, quindi non è una questione di poche settimane come avevano detto all'inizio. Adesso siamo venuti al quartiere Madrice per chiedere se effettivamente ancora ci sono problemi d'acqua o come da alcuni mesi a questa parte l'acqua non continua ad arrivare. Chiediamo qui alla signorina se l'acqua è arrivata e se arriva quante volte alla settimana. Acqua non è arrivata niente completamente, che avete anni che stiamo carriando acqua e stelle ai tempi dell'era, con le bidune che ne picate in cuoio, che ne chiavate in cuoio e tutte cose. Quindi praticamente qua a distanza di 2 anni, com'era prima la situazione, così è rimasta. Vediamo se c'è qualche altra signora che vuole dire se l'acqua è arrivata, se per caso è solo alla signorina che non arriva l'acqua o se sono altre. Non è arrivata neanche, non solo ogni 6 giorni, che non basta per fare neanche il mangiare, ma pure non ne arriva completamente, con tutti i motorini acqua non arriva completamente. È la verità. Che c'è a dire? Che avete un anno che non arriva, che fa sprazzo e che non abbiamo niente. Desiamo una tazzugia d'acqua, desiamo come si diceva il pane, che mancare un giorno il pane impressione non fa, ma desiderare una tazzugia d'acqua. Quindi a quanto pare
anziché andare avanti, qua andiamo indietro, andiamo verso il 2000, ma mi pare che andiamo verso gli anni 50, quando nel 1954 i problemi erano enormi, acqua niente, tasse sì, ma a quanto pare arriva la bolletta dell'acqua arriva, ma l'acqua dentro le case non arriva. E vediamo la signora. Questo darle 3 ore, adesso 6 ore, arrivasse magari non entra. Quindi il problema del tempo, lei dice, o di quella che arriva o non arriva. A lei a casa arriva l'acqua? No, non arriva per niente. Neanche una volta alla settimana? Neanche ogni 6 giorni non arriva niente, neanche una goccia. Questo di darle 3 ore, adesso 6 ore, arrivasse lo stesso. Ma per 3 ore arriva l'acqua? Per 3 ore arriva, dopo 3 ore se ne va e non arriva più, non entra. E non è sufficiente perché la pressione è bassa, vero? Hanno messo i motorini, dopo che viene 3 ore. Se che non chiede, Ma perché non dicete che levano tutti i motorini? Allora così anche a Pianterreno arriva tutto. Anche con l'acqua la pompa. Ma come mai prima arrivava senza motorini o con i motorini, cioè l'acqua arrivava lo stesso? Non c'è luce, l'acqua io si arriva, quando non c'è luce, Canavi e Barcellona. Ma quando c'è? Quindi il problema anche dei motorini. Scusi qua, non arriva il motorino mese, vengono le carabinieri della caserma e vengono a dire di levare il motorino, anche le guardie e tutto. E noi altrimenti levavamo il motorino, no. Ora il motorino quando arriva più. Che rimane Ma fa che siamo buoni, già per periodo anni fine. Quando siete in famiglia? 11. E anche più anni fine, fino a sabato via, fino ai 3 mesi. Ma una volta alla settimana arriva l'acqua? No? Manco una volta, manco ci io con noi. Chi c'è? Di San Calori. Di San Calori, ci fanno dare. Donne, che carriate, non capivo. Danne vine. Ma quale acqua è questa da Nevina? Quella che hanno allacciato adesso. Quella del Sorgente Bosco, no? Sorgente Bosco. Fontanella, dove viene? Che se Senti, sai, ma tu sai che questo cannolo che sto sciatando viene meno st'acqua di lei 90, senti cosa lo che essere da arrivare. Ma chi sei? Acqua di Sorgente o acqua di Comune? Ma dov'è? Dove si trova? Qua Rocca ne viene no, figurati di San Caloriozzo, che arriva l'acqua quando è alle 7 e se ne va all'1, se ne va alle 2 e che sciuscia tanto. Quindi lì si perde, secondo lei, un sacco d'acqua ed è l'acqua praticamente che dovrebbe arrivare nel nostro comune. Sabato via, 3 mezzo se ne adesso. Quindi praticamente secondo lei c'è anche questa perdita. Certo. Chissà, si trova in capo, Via Boschi, cioè praticamente in capo alla Rocca da Nevina, uno c'è la Furedda San Calorio, che sotto praticamente, sì, ho capito, sì. Sì, Sotto la chiesa. ho capito, sì. Ma che la prova, se lo togliono quando vai nell'acqua ed arrivasse a tutti, ognuno si bisogna di... C'è rubinetto, cannolo, o proprio... Quella all'antica, quella all'antica. Si sciuscia tanto. Si dopo che Ma perché è rotto o perché corre sempre? No, se l'acqua che tu non è, Ah. fontanella ha bisogno Era una vecchia fontanella praticamente, insomma, sì. se ne va da dire, se ne va da quando si toglie e nel 90 non arriva a tutti, manco c'è bisogno di fare movimento magari dei sei motorini. Di buono può essere mani, una, manco una, se viene di mio sa dire signor ragione. Ma che ci possono fare? No, chi sa io Manco una lacrima. Nelle vasche e gli danno vine. È una famiglia di 7 cristiani, come si fa per lavare? A ieri roba che mi lava mia figlia, se non posso fare mia figlia arrivasse... Ma alla via Barcellona arriva l'acqua, alla via Barcellona, no? Quindi via Barcellona arriva. Da tutta la parte, diciamo, attorno a Santa Margherita, diciamo. uno senza gas, come si fa? La roba alla fallotta di perché siamo 4 e la casa è piena. 3 uomini, 20. Tutti la Ma ieri per la festa di San Giuseppe l'avete avuto l'acqua? No, quale acqua? Non acqua. Acqua arrivata antica, a me tante picche che mi arriva. Solo che a me muccono che io sto un motorino che va arrivare all'anno. Se dopo 6 giorni io sogno senza una goccia d'acqua. Lei che in che sta acqua? Ma che Come uno parlare parla? l'acqua c'è perché noi non il signor no.
facevano prima. Ma la levare tutti, non è che... Casa di Masuero, no. Perciò noi non è arrivato manco perché puzza per posto con i motorini. A ieri mi dessero 3 giorni che ci davano l'acqua. Una volta che avevo 3 giorni che ci davano l'acqua, già mi arrivava. Mi susciavo qua non lontano, nella casa di Masuero. Avevo 3 giorni che ci davano l'acqua. Se acqua non ce n'è per noi, via mia, va. Può essere manca che il signor Territo lo sa che io vedo l'acqua di dare San Galore a 67 anni. Quindi non è distribuita bene, insomma, allora l'acqua. L'acqua non è distribuita bene. Chi vorrebbe questo commissario? Quindi pensa che il problema il commissario potrebbe risolvere questo problema. Come andava a risolvere? Non è che posso risolvere io. Che se ne viene quei parti che il commissario ingente. Ecco. Solo a portare la croce di ferro, no di legno. Se manca, va a mancare per tutti. Non che fa sprazzi, si lava davanti alla porta, lavano le porte con le gomme e cose. E noi già siamo come se diceva un pezzo di pane. Vediamo cosa dice la signora appena arrivata. Che c'ha 3 anni con noi acqua, con 3 picciletti di 95. E ma gli ricarriano Quindi il problema non era il commissario, ma anche a livello di amministrazione, che aveva 3 anni che accanto ci abbada, insomma. Ma... Perché noi stiamo fuori questa amministrazione. Ma andiamo tutto a zappare per come ci aiuta a zappare. Che sono cose vere proprie a zappare. Quindi dipende dai cittadini farsi rispettare pure, o no? Dipende anche dai cittadini farsi rispettare. Però se io non ho niente proprio, che cosa mi a fare quando arriviamo morti di sete? Io spasciavo la macchina per chiedere mancare l'acqua dopo i peperoni. O signor Cino Piparo, o maresciallo, che chiamavamo te ce la facciamo allegnate. A me fa a me stesso che l'acqua la portano a tenere un'ola, 6.000 litri d'acqua, dice per lei acqua non ce n'è, fa schifo, io qui c'è l'ordine. Comunque, chiudiamo, abbiamo notato qui al quartiere della Madrige che i problemi da 3 anni a questa parte, come erano, sono rimasti. Adesso andiamo in un altro quartiere per vedere se la situazione è identica a quella della Madrige o seppure c'è qualche cosa in meglio o in peggio. E allora facciamo un'ultima domanda per vedere se rispetto a quella manifestazione che è stata fatta l'anno scorso, nel 1987, i mesi di aprile, marzo, aprile, anche se la manifestazione era stata fatta pure nell'86. Vogliamo sapere se l'anno scorso, quando è stata fatta quella grossa manifestazione che poi si è conclusa in piazza il 27 giugno dell'anno scorso, cioè se la situazione è rimasta tale e quale o se è migliorata qualche cosa? Sì, è rimasta tale e quale. Cioè non c'è stato neanche un piccolo miglioramento? Non è migliorato niente completamente. Pochi mesi, un poco di... La signora dice per pochi mesi è migliorata, poi è tornata come era prima. Poi basta, finì. Ne fecero contente per una paia di mesi, mezz'ora dopo già che si saziavano tutti, che non hanno potuto arrivare a pigliare nemmeno un secchio d'acqua. Le babigliere che fecero stare a casa 67 anni, beh, peggio l'acqua di San Galore. Quanti anni ha, scusi? 67. Cosa fa? Peggio l'acqua della fontana a San Galore. Per bere, per fare il mangiare, per fare la cucina, per lavare, per il gabinetto, per tutto. Io posso pigliare tutta quest'acqua. E l'anno c'è da sprofondare. Questo arriva Giusto. Va bene, vediamo adesso. C'hai il caso di Masuero, tutti i motorini di mio mi arriva l'acqua, carico talento. O buono me ne vai già a lavare. Ma quando mai? Neanche un velo. Neanche porta per porta i motorini. Va bene. Chiudiamo. Via Zara. Tutti, indistintamente. E via Zara, via. Va bene. Tutti ci vanno a votare, vabbè, allora vuol dire che chi lo fa, vuol dire che è contento, se è contento poi noi per esempio abbiamo fatto questo nostro lavoro. Ci fanno qualche paura, Bene, ma allora
allora a questo punto, se le cose che saranno così, poi noi diremo benissimo, non venite a lamentarvi da noi, perché noi non ci possiamo fare niente. È naturale, Abbiamo il scusa. sostegno della gente, noi possiamo gridare, possiamo fare il male. Sì, e restiamo sempre un punto. Però poi chi dirige la baracca non siamo là e non ci potremo fare niente. Quando vi ci metteste voi comunista, l'acqua non arrivava. Per una quartina di mesi eravamo contenti veramente che non arrivava. Di quando andava, come ci metteste voi acqua non ti più. Ho che ho provato a vedere. E dall'acqua non abbiamo che mi viene a fare. Sempre io sono. Ma io sempre sono. Vito dell'acqua, senti Vito dell'acqua, Vito dell'acqua. Lo faccio sparduto per esempio tanti mila litri. Mi lavavo le lenzuola con l'acqua che cadeva della canalata che nevicava. Che giusto qui secchiano a caricare l'acqua. Con lo freddo, con la corrente e con la neve. Quando nevicava, pigliamo la neve, mangiamo la vasca di bagno poi la sciogliere e poi cala nuova. E questo è il mio vita da poter fare. E l'acqua la paghiamo schifo. L'acqua ne tocca pagarla, voglia. Che c'è da pagare ma pagare. Che giù di to? L'acqua non ha dare che non toccola. Gli davano l'acqua fuori per passare, ci va squagliare la neve, ci davano l'acqua di lì, dai, davano fuori. E l'acqua prima ma metteva la neve. Però io sto vedendo che potete che hanno l'acqua tassativamente non faccia nessuno. Solo l'uomo. Una volta che, come si dice, o paniglia d'india che ci interessa che Ma certo che però anche se avesse, anche poco avesse. E adesso facciamo la solta con una soltanto non posso fare niente. Siamo incontrati a Cermano, questa è la grande vasca inutilizzata, monumento allo sperpero e alla disamministrazione. Ecco, vediamo qui un imprenditore agricolo che sta utilizzando dell'acqua, la sta prelevando. Abbiamo visto anche che ha bevuto l'acqua
Quindi riteniamo che come da 100 anni a questa parte, forse anche più, la nostra gente di Mussomeli abbia utilizzato quest'acqua che vediamo adesso va ogni giorno sperperata, viene buttata via e così ad occhio e croce potrebbe essere un 2 litri d'acqua al secondo all'incirca, insomma. Mi pare che sia questo il quantitativo d'acqua, che se poi lo moltiplichiamo per tutti i giorni dell'anno vediamo quanta acqua viene buttata via. Chiediamo a questo imprenditore agricolo perché è qui, cosa è venuto a fare, insomma. Diciamo sono venuto a caricare un po' d'acqua per le efficienze dell'agricoltura. Ecco, quindi se ne serve, diciamo, per l'agricoltura praticamente. Sì, cioè, ne occorre abbastanza, diciamo. E ultimamente abbiamo avuto, diciamo, dei disagi appunto per l'acqua. Quindi diciamo lei è un giovane, vediamo che non le manca la volontà di lavorare, ma a quanto pare quello che dovrebbe servirle per migliorare le condizioni di vita, di lavoro, eccetera, eccetera, invece a quanto pare è costretto anche a fare questo sacrificio che le impedisce anche di poter migliorare la propria condizione e il proprio lavoro, a quanto pare. Certo, l'acqua deve essere sfruttata in modo migliore, diciamo dai punti sorgive, queste cose. Nella campagna occorre l'acqua, quindi non bisogna sprecarla. Quindi è necessario procedere anche verso quelle che sono le esigenze dell'agricoltura, quindi a quanto pare qui, oltre all'acqua che manca nel paese, anche l'acqua per lo sviluppo agricolo, perché qui ci sono un sacco di disoccupati, quindi migliaia di disoccupati, poi c'è chi vorrebbe lavorare nell'agricoltura, perché l'agricoltura mi pare che il reddito lo dà, a quanto pare, vero? Sì, un reddito, ma siamo appunto, cioè la mancanza d'acqua diciamo che ci sfavorisce molto Quindi, diciamo, impedisce uno sviluppo e quindi impedisce anche un'occupazione di altri addetti, a quanto pare. Anche dal punto di vista come agricoltura, diciamo anche allevamento. L'allevamento che è quello che maggiormente è disagiato appunto per la mancanza dell'acqua. Quindi diciamo viene danneggiato proprio da questa mancanza d'acqua e quindi da questi servizi fondamentali per l'agricoltura. Ok, ringraziamo e chiudiamo qui questa intervista. Piazza Roma. I cittadini trasportano l'acqua, non ne... Ma i cittadini sono costretti a trasportare l'acqua con i bidoni. Dovremmo essere un paese civile, sembrerebbe concretamente di essere invece un paese da terzo mondo. Abbiamo visto un attimo fa che stavi trasportando dei bidoni d'acqua, come mai, Tanino? Perché da circa 2 mesi che noi proviamo di carenza d'acqua qui in via Municipio. Stamattina hanno mandato un'autobot più il manicomio che è successo con altre cose, quindi sono costretto a portarla con la macchina. Manicomio come mai? Il manicomio perché un'autobotta d'acqua non può servire per un intero quartiere. Ci sono più di 20-30 famiglie senza una goccia d'acqua da più di 2 mesi, quindi come arriva questa autobotta tutte si accalcano per prendere un poco d'acqua e succede sempre così. Ma quante volte viene in una giornata l'autobotta? No, l'autobotta viene ogni 15-20 giorni se viene. Una sola volta? Se viene, una sola volta. E come fate concretamente per risolvere il problema dell'acqua? Così, io ho la macchina, ho il mezzo e posso anche poterla portare, ma ci sono vecchiette che non hanno nessun mezzo, nessuna cosa e quindi si devono accalcare per forza l'autobotta e aspettare che il signor commissario ce ne manda un'altra. Ecco, tutto questo. Ti ringraziamo. Siamo nella piazzetta Firenze, antistante il vecchio municipio di Mussomeli. Abbiamo qua alcuni cittadini della zona a cui chiediamo come va concretamente il problema dell'acqua. Il problema dell'acqua è un problema serissimo, diventato proprio in questa nostra zona perché si ha ogni 6 giorni la settimana, non solo, ma arriva per mezz'ora circa, non più di questo. Io in particolare posso dire che l'acqua
riesco ad ottenerla attraverso il pagamento delle bonze che di solito faccio per venire qua alla nostra... Ma sono bonze di acqua potabile? Ma non lo so, da dove viene prelevata non lo so, ma comunque la utilizziamo esclusivamente per questioni familiari, non per bere. Certo. Ma per bere poi concretamente? Concretamente per bere ci approvvigioniamo un po' presso come si chiama, l'Intovina, che c'è una sorgente almeno da tempo si ritiene potabile, quindi praticamente cerchiamo di utilizzarla. Ma per quanto acqua ricadale naturalmente che significa anche che il costo non è irrilevante alla fine del mese per la famiglia. Infatti, oltre a una bonza per me viene a costare 30.000 lire ogni viaggio, più l'acqua minerale che viene praticamente a costare quello che costa. Al dottore Ferreri chiediamo pure come va concretamente nella zona il problema dell'acqua. Ma io non posso fare altro che ripetere quanto ha detto l'avvocato Noto. Per me è una situazione grammatica che diventerà naturalmente, non lo so, una situazione esplosiva nei prossimi mesi. Noi siamo addirittura senza acqua da alcuni mesi. Siamo d'altra parte all'estremo limite della condotta, quindi a noi arriva, se no, 5 minuti, 10 minuti ogni 2 mesi, e prima, cioè dopo che gli altri si sono approvvigionati dell'acqua. Questa è una situazione che secondo me si dovrebbe affrontare subito con provvedimenti di urgenza, senza dilazione, senza aspettare ancora che si facciano le grandi opere. Le grandi opere si debbono fare, si debbono affrontare, non si è fatto fino ad ora per colpa dell'amministrazione passata, e noi speriamo, io mi auguro, che i nuovi amministratori che verranno eletti si facciano a carico di questo problema, che è un problema dico vitale per la nostra città. Beh, ringraziamo il dottore Ferreri e continuiamo nella nostra intervista. Questo è l'esposto che i cittadini della zona di Via della Vittoria, Via Municipio, Via Coloianne e zona adiacenti hanno spedito al pretore di Mussomeli e al prefetto di Caltanissetta per protestare contro la mancanza ormai di diversi mesi dell'acqua nella zona. Alle signore chiediamo come va concretamente questa questione dell'acqua nella zona. Non è che siamo senza acqua, completamente. Ah, beh, più di 4 mesi. Come fate concretamente? A Bonza, ne portano a Bonza ne... vediamo. A Bonza, quando ci chiamiamo reclamati. Quando c'è Ogni 8 giorni, ogni 15 giorni, ma ci sono lunedì a Bonza e ci chiama a Riere per l'andare a Bonza. Ebbene oggi alle l'una e quarto. Basta provvisoriamente, poi ci chiama a Riere. Quando finisce ci chiama a Riere per Bonza. Perché questo non è che è problema di svolgere di questa maniera. Che c'è da fare? No commissario ci hanno aiutato. Diverse volte. E che rimangono di una rete. Il comune ne manda l'alfadotto ne manda al comune, e ne va bene, cosa cade, cosa. E facciamo da roda per l'altro.
vorremmo sapere da lei, signora, se arriva l'acqua nella casa, se non arriva, da quanto tempo non arriva? 2 anni chiamo ferriano col bedone. 2 anni col bedone. Glielo ferriano. L'acqua dove che la prendete? A Matreci. Qui è Bonzi. O a Matreci, a Proselli, non ne viene. È vero o non menzogno? Io non ho capito che disse Stai dicendo che quando è ora di votarsi con me meglio con me, perché quando voto non sappiamo dare nulla a nessuno. Tanto per cominciare. Anche che viene a parte, su, ci metterci qua, faccio mio, non potrò correre pure con un vigna voto. È vero o menzogno? Ma il problema è che se avesse ascoltato che amministrato fino a questo momento, però. Io non so se qua che amministra fino a stura. Hanno stato democrazia cristiana e socialista a amministrare a Mossomere fino a questo momento. Capisci, io giuro che se bene ma faccio, devo sbattere un culo per lei. Tanto per cominciare. E tu scappa a Roma che male. Giovanni ci abbiamo travagliato con questa questione dell'acqua e cosa. Ora chi si capi, noi non copiamo, ma ora non si può copiare il cosa. Abbiamo la giornata fino a fare fotografie Dani, o lago, a questo nome. E dici cosa che ne chiedi? E chi? Ma di cazzo non ce n'è, ma di povero signore ce l'ha con la cosa. Io a ne perché bene ora che stava facendo un film. Poi lo facciamo vedere, cazzo, lo facciamo vedere. Ah sì? E ciao mettimi che c'hai la mano. Cosa ne so proprio. La faccia è tutta pulita, l'importante è che la faccia pulita. Dopo se uno fa male. No, e non cose sono andiamo che a montate, che se arrivano che montate finisco. Puoi pigliare i peducci. Vergogna, vero. Insomma, tutto mi è tornato con una cavaglia. Dopo come io ho fatto che a Serra del Falco l'acqua ci arriva da già, dove fanno? Già l'hanno, ognuno sì, ognuno no. Quando capiamo due onorevoli, capiamo ogni sei. Quando mattina si fa bello questa cosa, bello. Ogni 6 giorni quando arriva. Che ti calano, che ho 4 mesi ancora più grave. il bedone me ne vai a mattina. Vedo il bedone me ne vai a mattina. Quando erano in patriota. Perché tutto è tornato adesso? Ma quando abbiamo trasmissione? Si ha concernente, no, è per noi. Allora facciamo 3 giorni loro. 3 giorni a Serra del Falco, 3 giorni ad avere acqua viva e 3 giorni a Mossomere. La questione è che per una Uno che sta tornando mi dice che arrivano l'acqua con il bedone. Insomma, quando uno pagare un bedone non arriva. E quando uno di darmi l'acqua ci vuole un bedone. Ma però, non è puoi stare, manco un genio puoi stare l'acqua. Manco per prima per lavare. Pigliamo, bene magari la vergogna, pigliamo tutta la neve dalla terrazza. Allora ne vedi scala, ma non si sbagliato. Cosa di vergogna, veramente Ma insomma, è una cosa che fa schifo. Che fanno, c'è schifo. Ci troviamo in via Venerabile Bonfante. Chiediamo al signor Favata come va il problema dell'acqua nella zona. Acqua ne danno poco. Quel poco che danno, ora fecero un'anda apertura per la via Lombardo e acqua non arriva più una via Venerabile Bonfante. Quindi sostanzialmente... Solo che è picca e poi che ti trovano dopo. Quindi se ne azzizza una. E se ne spacciano. Per cui il problema per lei Per me è di dare l'acqua di più e più forte perché ora c'è sto tubo e l'acqua non arriva più. Ma da quanti anni è che non si riparano, non si ristruttura la rete idrica nella zona? Hanno fatto riparazione, però pizzi di tobe non hanno fatto mai nada, ma ci vuole tutta la rete nuova. Perché dal 35 che non fanno più questa rete nuova. Bene, la ringraziamo e continuiamo con la nostra intervista nelle altre vie della zona. Siamo in via Lombarda. Chiediamo ai cittadini della zona, anche se li preghiamo anche di non scendere, per sapere come va con l'acqua in questa via. Ma qua l'acqua arriva ogni 5 ore, con 5 pecerete, ogni famiglia che ci stanno. Acqua non arriva completamente, niente proprio. E se non avessimo il motore, 100 litri d'acqua non va a pigliare. Quindi nelle vasche non arriva. Manco dopo arriva. Perché se non ci mettiamo il motore. E poi vengono a pagare le tasse dell'acqua. Dice c'è la tassa. 12 euro per l'acqua. E un giorno sta parlando lei pure. Parlasse pure lei, non ti preoccupare. E un giorno con un motorino che ne arrivasse a... A mangiare non la dà, non ti preoccupare. Ah, voglio.
l'intero delle se ogni settimana Siamo nella zona della Chiesa dei Monti. Chiediamo alla signora Di Pasquale come va con il problema dell'acqua. L'acqua in via Santa Maria del Monte, numero 2, ci arriva una volta al mese. È una questione insostenibile, perché non se ne può fare almeno dell'acqua. Dobbiamo andare tutti i giorni in campagna a prenderci l'acqua per lavarci sia la biancheria sia per fare da mangiare. Non è una vita che si può fare questa. Questo almeno da un paio d'anni che si rispetta questa cosa. Come mai non ha fatto niente l'amministrazione e l'EAS in questo senso? Una volta l'ho detto al signor sindaco, gentilmente me ne ha mandato mezza botta con la botta e poi basta più. Bene, lo ringraziamo. Qua c'è pure Ozze Peppe che abita in via Barcellona, a cui chiediamo come va. Avevo 3 mesi che mi arriva l'acqua mia, 3 mesi. Andavo a fare lavare la motora. Bene, ringraziamo Ozze Peppe. Ci troviamo nella piazzetta Prato Mosca di Acquaviva Platani. In questo momento si sta riprendendo il campanile della chiesa e stiamo conducendo le interviste pure in questo comune ad un cittadino di Acquaviva. Chiediamo come va con l'acqua. Cioè, il problema non è drammatico come negli altri comuni limitrofi, però per quanto riguarda Acquaviva avevamo l'acqua tutti i giorni fino ad alcuni mesi fa, poi a giorni alterni, ora ogni 3 giorni. Ci sono delle sorgenti locali, c'è un vecchio acquedotto che si potrebbero utilizzare, non capisco perché non si fa niente per non utilizzare queste acque che già ci sono. Continuiamo con l'intervista, chiediamo a questo cittadino di Acquaviva se l'acqua arriva nella casa, se non arriva, ogni quanto arriva e se hanno difficoltà. Se quello arriva e se quello non arriva. Mescola te. Ma sì, esatto, noi chiediamo appunto di dire la verità per come stanno le cose, però riuscite a lavarvi durante il giorno e cose? Ma qualche modo sì, perché il paese è piccolo, famiglie siamo poco, Le vasche riescono a riempirsi? Se lavano e poi sentono e ne laviamo. Non ne manca l'acqua qua. Quindi l'acqua, lei dice appunto che è bastevole qua ad Acquaviva, non... Ne basta 90, se non faccio niente. Ci troviamo nelle stanze del comune di Acquaviva, eravamo venuti per intervistare il sindaco, purtroppo per ragione di servizio il sindaco non c'è, chiediamo in ogni caso ad un impiegato del comune come va con l'acqua nelle case. Dunque l'acqua qua arriva ogni 2 giorni, cioè un giorno arriva oggi ad esempio, poi 2 giorni manca e poi arriva l'acqua. Rispetto a prima che eravamo abituati che l'acqua c'era tutti i giorni, in effetti magari ci troviamo un pochettino in difficoltà. Però se pensiamo che molti comuni manca l'acqua, arriva ogni 6 giorni, forse più, dobbiamo dire che ci troviamo bene. Quindi sostanzialmente nelle case la gente non ha problemi d'acqua? Generalmente no, perché il tempo 2 giorni insomma si può anche aspettare, almeno nel mio caso personale io ho 4 vasche da 500 litri, quindi acqua fino ad ora non me ne è mai mancata, anche perché poi siamo soltanto io, mia moglie e un bambino, ma generalmente non ne manca.
Siamo nella piazza principale del comune di Serra di Falco, chiediamo ad un cittadino che abbiamo così trovato per caso in piazza, il signor Speziale, di dirci com'è la questione dell'acqua qua. Noi abbiamo l'acqua, ce la danno un giorno sì o un giorno no, a quartiere divisi a giorni alterni. Comunque certo non abbiamo grossi problemi come possono avere gli altri comuni della zona di Canicattì o di altri comuni, non so, Mussomele, quello che è. Però certo ci sono alcune carenze anche dell'EAS per quanto riguarda le perdenze, per quanto riguarda alcune cose che possono essere recuperate e dare più possibilità ai cittadini di avere invece di 4 ore al giorno alterne, di averne magari 5 ore, eccetera. Certo è un fatto molto importante il problema dell'acqua, che va risolto se si fa un lavoro di ricerca idrica abbastanza bene, che la regione siciliana potrebbe dare la possibilità di fare molte ricerche, perché noi abbiamo qui attorno a Serra di Falco diverse pozze per esempio, non so, io potrei dire verso la stazione di Serra di Falco, dove c'era una fontana di acqua potabile abbastanza buona, che poteva dare acqua, vorrei dire, non so, a mezzo Serra di Falco, e che invece con il discorso dei vigneti quest'acqua viene sfruttata maggiormente per i vigneti senza dar la possibilità ai cittadini. Per tale è giusto che la regione, il genio civile, la provincia, chi per loro facciano il loro dovere nei confronti dei cittadini, perché prima bisogna dare acqua ai cittadini e poi magari si può dare acqua all'agricoltura, anche se è un fatto molto importante per lo sviluppo dell'agricoltura, però bisogna dare più possibilità alla gente di bere e di non farli morire di sete. Signor Speziale, noi volevamo chiederle, l'acqua nelle case riesce ad essere abbondante, soddisfacente, la gente riesce a lavarsi, riesce a soddisfare appunto i propri bisogni che ha ogni giorno oppure no? Io credo che l'acqua non è sufficiente nelle case, ma è necessario, perché bisogna stare attenti spesse volte, se non stare attenti nel senso di sapere utilizzare abbastanza bene l'acqua che ci danno nei giorni alterni, altrimenti si resta a digiuno e non si può completare, non so, quando si deve lavare, mettere avanti la macchina. Molte famiglie usano la macchina di lavare, la lavatrice, nell'atto in cui c'è il giorno dell'acqua, per poter avere la possibilità di non restare asciutto l'indomani. Non si consuma molto acqua, perché bisogna stare attenti, insomma, a consumare meno acqua, anche perché noi la paghiamo, l'acqua è sporca e noi le paghiamo, cioè il comune ha messo una tassa che le acque sporche vengono pagate. Comunque per ogni 2 giorni però non ci sono grossi problemi nelle case? No, non ce ne sono, grossi problemi nelle case non ce ne sono, perché sempre ripetiamo che è un problema, certo, non è una sufficienza enorme, però che stiamo bene sotto alcuni aspetti dell'acqua, perché non siamo carenti, come sempre dico, alcuni comuni che l'hanno ogni 8 giorni, ogni 15 giorni. Uno si è finito e non lo segno, ma io ero consigliere comunale e gli ho detto allora, e mi ridendo la pace, non voglio dire come, che era una minchionata che ci vede. Ora non niente, a tanto ci vuole insomma risanamento, ora ci stanno spedendo, perché sta largo forte, un nero sta fontana che no, che l'acqua se ne va sotto, deve stare nella vicina. E ci stanno facendo un'opera, lei vede l'altare dalla parte di Roma, qualche 500 milioni, però con l'acqua che va a venire C'è a levare l'acqua del buco. E non è l'acqua che è della fontana che non c'è nessuno. Che ce l'hanno a portare di gente a pure la vasca. Per manco segretario comunale, c'è qualche
l'acqua non è arrivata niente completamente, che avete anni che stiamo carriando acqua. Solo che mi muovono di esco, se dopo 6 anni sono senza una buccia d'acqua, lei che gli fa? Solo parlare fanno, che fino a legge. Ma ci sono tutti, già mi è arrivato, mi sono stato poi non lo fare, non sa se ma su. E se hai 3 giorni che ci lavano là, si apre un ginnetto, per noi, io mia, va, questo rimasto che il signor Starrito lo sa perché lei che io l'acqua di. Ma non mi posso qui con me. Cosa dice la signora appena arrivata? Che c'ha per anni con me acqua, con 3 piccinetti di 95, e avete ritagliato? Il problema non è il commissario, ma anche a livello di amministrazione, che ha 3 anni che accanto c'è Ma andiamo tutti a zappare per come c'è il aiuto a zappare. Quelle cose vere proprio. Dipende dai cittadini farsi rispettare. È stata fatta l'anno scorso, nel 1987, i mesi di aprile, marzo, aprile, anche se la manifestazione era stata fatta pure nell'86. Vogliamo sapere se l'anno scorso, quando è stata fatta quella grossa manifestazione che poi si è conclusa in piazza il 27 giugno dell'anno scorso. Quanti anni ha? 67. Cosa fa? Perché l'acqua di l'acqua, io mi arrivo là, e dico, oh, buono, me ne vai già a lavare, ma meno male, anche un velo. Per passare calcio a sbagliare e ci danno l'acqua di vita e tanto fuori. La votazione idrica media nazionale è attualmente dell'ordine di 300 litri abitanti al giorno. In Sicilia è inferiore almeno del 50%. Questa è una frana. Questo è un impianto per cui tutta l'acqua che c'era di questa falda si va a buttare dentro i platani e va direttamente al mare. Che non viene utilizzata, non viene invasata, ma viene buttata a valle, viene buttata nel fiume Platani. Considerate che lì si tratta di decine e decine di litri d'acqua al secondo. Considerate anche un'altra cosa, che a Mussomeli ne arrivano 8 litri complessivamente al secondo, il che significa che interi paesi potrebbero essere serviti da quell'acqua. State vedendo l'invaso di Castronovo. Questo è l'invaso che dà l'acqua ad alcune centinaia di migliaia di abitanti della provincia di Caltanissetta e di Agrigento, l'invaso che dà acqua deve disporre nel prossimo futuro di un grande anello idrico che costeggi l'isola, intersecato al centro da 2 diagonali. Nelle case non si può arrivare. Probabilmente molta gente
zona e della zona dell'Agrigentino. Ancora purtroppo dobbiamo aspettare i tempi della regione, i tempi di chi non è controllato per riuscire a fare le cose in tempo. E finora è stato utilizzato ai soli fini agricoli per la zona delle differenze. Qualcuno ne approfitta per poterla prendere a monte l'acqua. Noi abbiamo l'acqua, ce la danno un giorno sì o un giorno no, a quartiere divisi a giorni alterni. Comunque, certo, non abbiamo grossi problemi come possono avere gli altri comuni della zona di Canicattì o di altri comuni, non so, Mussomene, quello è. E quest'acqua viene sfruttata maggiormente per i vigneti senza dare la possibilità ai cittadini. Per tale è giusto che la regione, il genio civile, la provincia, chi per loro facciano il loro dovere nei confronti dei cittadini, perché prima bisogna dare acqua ai cittadini e poi magari si può dare acqua all'agricoltura, anche se è un fatto molto importante. La gente riesce a lavarsi, riesce a soddisfare appunto i propri bisogni che ha ogni giorno oppure no? Io credo che l'acqua non è sufficiente nelle case, ma è necessaria perché bisogna stare attenti spesse volte, se non stare attenti nel senso di sapere utilizzare abbastanza bene l'acqua che ci danno nei giorni alterni, altrimenti si resta a digiuno e non si può completare, non so, quando si deve lavare, mettere avanti la macchina. C'è molte famiglie che usano la macchina di lavare, la lavatrice, nell'atto in cui c'è il giorno dell'acqua, per poter avere la possibilità di non restare asciutto l'indomani. Non si consuma molto acqua perché bisogna stare attenti, insomma, a consumare meno acqua, anche perché noi la paghiamo, l'acqua è sporca e noi le paghiamo, cioè il comune ogni 8 giorni, ogni 15 giorni. Con queste immagini ritorniamo in provincia di Palermo. La sera di Pasqua un giorno sì e un giorno no, e comunque si lamentava. Noi qua quantissimi giorni, vai a parlare. E che la utilizza anche per gli altri usi. Siamo ad Acquaviva. Di Acquaviva Platani. In questo momento si sta riprendendo il campanile della chiesa e sostanzialmente nelle case la gente non ha problemi d'acqua. Generalmente no, perché in 2 giorni insomma si può anche aspettare, ma nel mio caso personale io ho 4 vasche da 500 litri, quindi acqua fino ad ora non me ne è mai mancata, anche perché poi siamo soltanto in moglie e un bambino. Noi avevamo proposto il rifacimento della rete idrica nel centro storico, soprattutto nella zona riguardante quartiere Madrice, Vannivina, Santa Margherita, San Giovanni, la Madonna, il Muro Rotto, la zona del... A Serra del Palco l'acqua ci arriva già lo fanno, e già l'hanno, ognuno segna uno, quando capiamo dove l'onorevole cambia ogni sera. Oggi sono quando arriva. Ho 4 mesi ancora più brava. Non me ne vogliamo te. Vengono a vedere, non me ne voglio vedere. Non l'ha detto, ce l'ho lavorato nero. Se acqua è giornata, non è sempre no. Te lo dico. Ma non detto poi dai.
l'amministrazione comunale ci offre. Manca l'acqua. Barcellona, qui chiediamo come va. Avevo 3 mesi come arriva l'acqua mia, 3 mesi. Devo fare lavare le moture. Sottoterra, dopo le nostre vive proteste e quelle dei cittadini, finalmente il servizio è stato ripristinato con qualche paio di milioni di speso. Rete idrica soprattutto nel centro storico. Negli altri giorni trasmetteremo nel quartiere San Giovanni e nel quartiere Rione d'Ammazia. That's all I can think of you at all. Da te. Giorni c'è chi l'acqua non la vede quasi mai ed è il problema soprattutto di questa zona, di alcuni cittadini di questa zona. A Serra di Palco l'acqua ce l'hanno ogni 2 giorni, non abbiamo fatto vedere le immagini di Villalba dove l'acqua c'è ogni giorno, le immagini di Montedoro dove l'acqua c'è ogni giorno. Parliamo di comuni, Acquaviva, Campofranco, Montedoro, giustizia per tutti. Non possiamo più avere gente che l'acqua ce l'ha servita in quel modo e gente che invece che deve soffrire come soffre a Mussomeno. Sabato prossimo andremo ad organizzare questa grossa manifestazione in Piazza Roma, verranno anche parlamentari regionali per andare a vedere come far emergere con tutta la forza la gravità di questo problema. Stamattina a Caltanissetta, organizzata dall'amministrazione comunale democristiano socialista, perché sapete che da un mese a questa parte lì è cambiata l'amministrazione, i comunisti sono in amministrazione a Caltanissetta, sì, sono mobilitati per andare stamattina a Palermo a incontrarsi con l'assessore Sciancura a bloccare l'attività dell'assessorato lavori pubblici a Palermo perché lì hanno problemi seri d'acqua. Problemi seri d'acqua a Caltanissetta, io fino a poco tempo fa abitavo a Caltanissetta, significa per loro che in alcuni quartieri l'acqua arriva ogni 2 giorni, in altri quartieri ci sono più problemi e l'acqua arriva ogni 3 giorni. Noi qua non abbiamo a quanto pare problemi, perché se la gente non si muove, se l'amministrazione comunale non si è mossa, se il commissario ha fatto pochissimo o quasi niente, significa che noi a Mussomeno problemi d'acqua non ne abbiamo. Non è vero che l'acqua arriva ogni 6 giorni, non è vero che l'acqua da alcuni, anche se arriva ogni 6 giorni, l'acqua non arriva per niente. Venerdì prossimo a quanto pare hanno organizzata lì a Caltanissetta una grossa manifestazione proprio per andare a porre con tutta la forza che quella città ha questo problema in una maniera appunto grossa per far emergere quanto più possibile la questione. E sulla base appunto di questa iniziativa e sulla base dei problemi veri che esistono a Mussomeno che noi abbiamo organizzato questa iniziativa per sabato. Però noi ci auguriamo una cosa, che i cittadini non ne facciano come al solito, che prima dicono che ci sono i problemi, poi quando c'è materialmente da muoversi si restano ognuno alla propria casa e pensando che i problemi debbano risolvere gli altri. Ci rendiamo conto che i cittadini hanno anche problemi durante il giorno, per problemi di lavoro e di altro, di conseguenza noi abbiamo organizzato la manifestazione per la sera di sabato, la sera alle 7:30 in piazza Roma. Probabilmente sarà presente il segretario regionale del nostro partito. Per quanto riguarda questa zona abbiamo fatto una serie di iniziative nel passato assieme a diversi di voi, abbiamo avuto ultimamente l'impegno del commissario
per andare a realizzare un altro pezzo di rete per quanto riguarda questa zona qua, questa di via, dunque, che arriva fino alla chiesa che c'è qui sotto, per riuscire a servire questo pezzo appunto di abitato del nostro comune. Però ci rendiamo conto che questo non basta. Ci sono a disposizione dell'amministrazione comunale 700 milioni da poter utilizzare subito e noi abbiamo detto che la priorità vera per il nostro comune è quella di intervenire subito con questi soldi in direzione della rete idrica nel centro storico, soprattutto del quartiere Madrice, San Giovanni, qua a monte della chiesa della Madonna, comunque tutta questa zona, per creare un grosso anello che consente realmente di poter dare l'acqua a tutti i cittadini di questa zona. Però cerchiamo di avere chiare le idee e di convincerci del fatto che i comunisti da soli non bastano, che quelli che hanno organizzato finora le manifestazioni da soli non bastano, che innanzitutto dovete essere voi a parlare. Lo avete fatto con la trasmissione che avete visto un attimo fa, perché lì eravate soprattutto voi a parlare. Lo avete fatto in quella trasmissione, ebbene, che da questo momento in poi cominciamo a farlo in qualsiasi momento, soprattutto quando è necessario, al momento opportuno, e per noi concretamente significa che il momento opportuno comincia da sabato prossimo, quando ci sarà questa manifestazione in piazza. Sarà una manifestazione seria, grossa, speriamo, organizzata in maniera responsabile. Abbiamo davanti immagini di altri momenti brutti. Noi vogliamo che non ci siano più momenti brutti, ma momenti belli di unità tra tutti i cittadini che manifestano con forza per risolvere un problema, ed è un problema risolvibilissimo, perché se in altri comuni l'acqua arriva ogni 2, ogni 3 giorni, ogni giorno, è chiaro che anche qua a Mussomeri, se ci si muove, potrà arrivare pure ogni 2, ogni 3 giorni, ogni giorno quello che sarà necessario sulla base di una giustizia vera in Sicilia. Chiudiamo qua, ringraziamo tutti per averci seguito e un arrivederci, preparando assieme la manifestazione a sabato prossimo.